Ragazzi, una cosa non la capisco. Vedo gente spendere migliaia di euro per il prato sintetico, per poi spazzolarlo con un rastrello. Cioè, ma veramente? Un consiglio che vi do è di prendere il rastrelli in questo caso, buttateli via e prendetevi una spazzolatrice. Ce ne sono principalmente di 3 tipi: quella a filo, quella a benzina e in questo caso io ho quella a batteria. Vi dico una cosa, dato la mia inesperienza quando ho preso questo prato sintetico, io mi sono preso una spazzolatrice col filo e credetemi che tra prolunghe, spostare il filo, passarci sopra, alla lunga sta roba diventava scomoda. Per questo ho deciso di passare alla versione a batteria. Adesso ovviamente voi la vedete così perché è tutta quanta piegata. La andiamo a montare, che si fa veramente in maniera super veloce, e poi vediamo come funziona, perché alla fine è quello che volete vedere, no? Partiamo. Apriamo il vano, mettiamo la prima batteria, mettiamo la seconda, inseriamo lo spinotto qua. Chiudiamo. Qua naturalmente abbiamo il livello dell'altezza, io di solito lo metto sempre a 1. Adesso andremo a raccogliere le foglie che vedete e soprattutto questi fiorellini qua che l'ulivo mi sta perdendo. Andiamo a spazzolare. Pronti? Partenza, via. Guardate, andiamo a questa velocità qua. Guardate la differenza, guardate, vedete? Adesso andiamo indietro. Piano. Ovviamente bisogna andare piano, cioè non possiamo andare stra veloci. Guarda la differenza. Andiamo a togliere un attimo la cicas e anche la palma. Ok. E adesso abbiamo l'aria libera. Adesso quello è il punto che non riesco tanto ad andare con la spazzolatrice, andrò con l'aspirapolvere. Adesso finiamo. Guardate. Adesso, visto che magari non ci credete di quello che tira su, farò una cosa che non ho mai fatto. Mi viene male farla, ma la farò. Adesso butterò tutto quello che ho raccolto su un punto e vediamo in una passata quanto raccoglierà. Andiamo. Prima passata. Boia. No ragazzi, non ci credo. In una passata. Non ci credo. Non ci credo. Andiamo a vedere. Guardate. Andate a vedere com'era prima il giardino. Guardate adesso. Ah, non c'è niente, guardate. Niente. Se vi interessa acquistare la spazzolatrice a batteria, e non solo, perché giustamente non è che hanno solo quella batteria, volete comprare quella a filo, volete sparagnare un po', io vi ho fatto vedere che quella a filo però male non fa, piuttosto che rastreo, o quella anche a motore, andate nel sito di Greenland e all'acquisto inserite il codice sconto Patrick10. E mi stavo chiedendo, voi siete del team spazzolatrice o rastreo? Ciao!